A Vittorio Veneto gli studenti dell'Alberghiero Beltrame si mettono alla prova con un progetto dedicato alle emergenze. Stiamo facendo fare loro due macro attività. La prima è per una fetta di loro la gestione della cucina e per un'altra fetta di loro, sempre all'interno di questa macro attività, provare a cosa vuol dire un servizio di emergenza. Dall'altra parte stiamo approfittando dell'occasione per dar loro delle informazioni relative al mondo della protezione civile, al mondo dei rischi, del primo soccorso e cose di questo tipo. Durante il convegno Vivere insieme all'emergenza, gli studenti hanno approfondito il ruolo fondamentale delle cucine da campo e del volontariato. È importante insegnare ai ragazzi come si può fare esperienza di una cucina in emergenza ed è stato anche per noi importante riuscire a coinvolgere il territorio e quindi in questo caso la Prealpi Soccorso nonché la Protezione Civile nelle sue articolazioni territoriali, regionale e provinciale e il Comune di Vittorio Veneto. Non solo teoria, proprio per mettere in pratica quanto appreso si è eseguita un'esercitazione reale, simulazione di evacuazione, allestimento di una cucina da campo e preparazione dei pasti, con particolare riguardo alle esigenze alimentari come allergie e intolleranze. Oggi avevamo un numero importante di sfollati in simulazione, quindi ci siamo adoperati a avere una cucina che sia inclusiva, quindi con dei pasti dedicati a chi è vegetariano, chi è di fede islamica, chi è celiaco, chi è intollerante al lattosio, chi ha allergie alimentari. Quindi per evitare le contaminazioni crociate abbiamo dedicato uno spazio adeguato e sicuro per tutti quanti questi pasti. Un'esperienza concreta per formare cittadini pronti ad aiutare. Mi è piaciuto molto perché abbiamo potuto collaborare tra di noi, appunto questo scambio qua tra i ragazzi veneti e i ragazzi sardi e quindi ha rafforzato le capacità lavorative, pratiche e anche logistiche, infatti ci hanno fatto organizzare il tutto a noi ragazzi.